vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Re sopra tutti i re. Chi scuote tutta la terra intera, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Re sopra tutti i re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di quel che fai per me. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Re sopra tutti i re. Chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Re sopra tutti i re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di quel che fai per me. L'agnello di Dio, degno è il Re che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è il Re che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è il Re che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di quel che fai per me. Dio la gloria, potete accomodarvi. Noi cantiamo di quello che Gesù ha fatto per noi, perché Lui ha preso il nostro posto, ha portato i nostri pesi, ha dato la sua vita perché noi fossimo liberi. Per questo noi cantiamo di Gesù, amiamo lodare il Signore, amiamo testimoniare della sua grandezza e vogliamo farlo in questo culto, celebrarlo, mettere Lui al centro e invitare chi non ha fatto di Gesù il suo Signore e Salvatore a invitarlo in quest'ora, perché Lui vuole prendere i tuoi pesi, vuole liberarti, vuole darti vita in Lui. Alleluia. Cantiamo il cantico 180. È un invito, puoi andare a Dio,
a raccontare ogni cosa. Fallo in questa riunione, fallo in questo culto, mentre cantiamo, mentre consideriamo l'opera del Signore. Forse porti dei pesi, forse non sei sicuro dell'amore di Dio. Dillo al Signore, dillo al Signore. Lui ti risponderà perché Lui è fedele. Alleluia. Oh, che amor Gesù ci porta, nostri falli vuol lavare. Oh, qual grazia andare a Dio, ogni cosa raccontare. Col suo sangue ci ha lavati e ci vuole preservare. Su, fratelli, andiamo a Dio, ogni cosa raccontare. Oh, qual prove e tentazioni l'alme nostra anda a lottare. Su, fratelli, andiamo a Dio, ogni cosa raccontare. Chi d'amici si fedele e nel dolo sollevar. Su, fratelli, andiamo a Dio, ogni cosa raccontare. Siamo noi frali e languenti, è penoso a noi viaggiare. Sempre vince chi va a Dio, ogni cosa raccontare. Se gli amici ci hanno lasciati, con Gesù vogliamo restare. Su, fratelli, andiamo a Dio, ogni cosa raccontare. Alleluia. Su, fratelli, andiamo a Dio a raccontare ogni cosa. Lui ci comprende, Lui ci invita, Lui è qui e ci vuole parlare. Alleluia. Noi lo vogliamo cercare con tutto il nostro cuore. Cantiamo ancora il cantico 903. Ricordiamoci che c'è speranza nel suo nome. Dio salva. Alleluia. Gloria a Dio. Invitiamo a cantare tutti. Diamo il benvenuto a chi è nuovo, ma a chi non è nuovo voglio invitarvi a lodare il nome del Signore. Siamo contenti di essere nella casa del Signore? Questo timido amen. Anzi, ieri è stata detta una bella espressione che era a fianco a un fratello pastore e ci siamo detti, questa ce la prendiamo per noi. Ci sono degli amen da ospedale. Amen, amen. Siamo contenti di essere nella casa del Signore? E allora dimostriamolo col nostro canto, con la nostra attitudine. C'è in mezzo a noi il Dio vivente e vero. Alleluia. Gesù, dello Spirito Santo, noi veniamo, siamo riuniti insieme per lodare te e per invocarti, per stare con te. Alleluia. E nel nome del Padre e del Figlio Gesù, dello Spirito Santo, noi veniamo, riuniti insieme per lodare te e per invocarti, per stare con te. Senti il suono che innalziamo a te, con i santi noi ti adoreremo, sulle ali tue noi celebreremo ed il mondo saprà che
per lodare te e per invocarti, per stare con te. Senti il suono che innalziamo a te, con i santi noi ti adoreremo, sulle ali tue noi celebreremo, ed il mondo saprà che Dio salva, Dio salva, c'è speranza nel suo nome. Dio salva, Dio salva, c'è speranza nel suo nome. Dio salva, Dio salva, Dio salva. Alleluia, gloria a Dio. C'è speranza nel nome di Gesù. Alleluia. Adesso pregheremo. Noi preghiamo, Gesù ci insegna così: pregate e andate al Padre nel mio nome. Pregheremo nel nome di Gesù. E per questo prezioso, potente nome Dio ci ascolterà. E pregheremo per i malati, pregheremo per chi non è qui in mezzo a noi. Principio la parola, uno in Dio l'Altissimo, la gloria che era nel creato, ora in Cristo viva è. Che magnifico nome, che magnifico nome, il nome di Gesù mio Re. Che magnifico nome, niente gli è simile. Che magnifico nome, Gesù, il tuo nome. Salvare l'uomo tu hai voluto, portando il cielo qui tra noi. L'amore tuo mi ha perdonato,
chi ci separerà da te? Che incantevole nome, che incantevole nome, il nome di Gesù mio Re. Che incantevole nome, niente gli è simile. Che incantevole nome, Gesù il tuo nome. Che incantevole nome, Gesù il tuo nome. Ti amiamo, Signore, alleluia. La morte hai vinto, il velo hai strappato, hai cancellato il male in me. Tremano i cieli, la gloria si espande, perché risorto e vivo sei. Non hai rivali, non hai eguali, da ora e per sempre regnerai. Tuo è il regno, tu hai la gloria, nome al di sopra di ogni nome. Che potente nome è, che potente nome è, il nome di Gesù mio Re. Che potente nome è, niente gli è simile. Che potente nome è, Gesù il tuo nome. Che potente nome è, Gesù il tuo nome. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore.
Potete accomodarvi. Grazie al Signore per la sua presenza. Egli ascolta le nostre parole. Egli vede il nostro cuore. Alleluia. Questa mattina ascolteremo il racconto di 3 testimonianze. Per chi è nuovo, le nostre testimonianze sono il racconto dell'incontro che abbiamo fatto con Gesù. Invito la sorella Rosa a venire qui davanti. I nostri ragazzi sono pronti per ascoltare. Alleluia. È il saluto più bello. Questa mattina sono grata al Signore nel raccontarvi la mia storia e l'amore che Dio Padre mi ha mostrato facendomi una sua figlia, una sua figliuola, e nel dono più grande che mi ha donato Gesù, che ha pagato il prezzo per il mio riscatto, è il mio Salvatore, è il mio amico migliore e lo Spirito Santo è venuto ad abitare nel mio cuore e mi guida secondo la sua parola. Come avete ascoltato, mi chiamo Rosa, l'ho detto non alla pugliese, volevo dire appunto che sono di natività pugliese, ho 73 anni, sono nata in una famiglia cristiana evangelica. La mia mamma andò col Signore quando aveva solo 30 anni, lasciando me, che avevo 4 anni, la mia sorellina di 18 mesi e il mio fratellino appena nato. A un'ora dal parto, una volta si partoriva per lo più in casa, mamma cominciò ad accusare dolori al cuore, chiamarono il dottore, la portarono d'urgenza in ospedale, però il dottore non capì. Pensavano che avesse bisogno di una trasfusione e mentre le facevano questa trasfusione disse alla nonna che l'accompagnava: mamma, bada ai miei figli, e poi andò col Signore. Potete immaginarvi cosa è accaduto in una serata di gioia, si è trasformata in una serata, in una nottata, perché tutto si svolse nella notte di grande dolore. Io nei giorni, voglio aprire una parentesi. Sa, queste cose non li sappiamo spiegare, però sappiamo che Dio è sovrano, ha i suoi piani e non sappiamo perché permette certe cose. La parentesi è questa: lo zio Davide, l'ultimo dei fratelli della mia mamma, quando vide la mia mamma nella bara disse: Maria adesso è col Signore, ma se al suo posto ci fossi stato io, per me, io ero destinato all'inferno. E lì lo Spirito Santo parlò potentemente al suo cuore, da lì a poco accettò Gesù come personale Salvatore. È stato uno strumento usato dal Signore nel curare alcune comunità della Puglia e oggi, avanti nell'età, con patologie importanti, è ancora un servo del Signore, a Lui fedele. E questi sono i miracoli che Dio fa. Io, nei giorni dopo, potete immaginare, ricordo quella notte tutto si svolse sotto i miei occhi perché mi addormentai nella stessa stanza, mi svegliai al pianto della mia zia Angelina che diceva
la mamma non c'è più, tutta colpa del dottore. E vi potete immaginare quello che ho potuto provare in quei momenti, anche se non capivo granché, però tengo a dirvi che ricordo la mia mamma in un modo straordinario, ero morbosamente attaccata a lei e nei giorni che seguirono la cercavo disperandomi perché non la trovavo, provavano a dirmi: Rosa, la mamma è col Signore, un giorno la incontreremo, però potevo capire quello che potevo capire. Comunque Dio si è preso cura di me perché sono stata allevata dalla nonna materna, una credente, che mi ha educata nell'amore e nel timore del Signore, non solo con gli insegnamenti, ma con la coerenza. E ringrazio il Signore per le volte che dicevo a nonna: nonna, io posso fare quello che fanno le altre ragazze come me? E lei mi diceva no. Una volta non è che davano tante spiegazioni, diceva solo: Gesù non vuole. Sufficiente. Non si faceva quella cosa. I nostri culti settimanali: martedì, non esagero, giovedì sera, sabato sera, domenica mattina, domenica pomeriggio scuola domenicale, domenica sera culto. E quando arrivava l'orario del culto, nonna diceva: Rosa, preparati, si va in chiesa. E io qualche volta sbuffavo, quando ero più piccola mi addormentavo, però qualcosa la ricordo molto bene perché è quello che ha operato nel mio cuore. Quando i sermoni erano intorno al sacrificio di Gesù, il mio cuore si allargava. I miei occhi lacrimavano perché dicevo: Gesù, tu per me hai sofferto così tanto, la corona di spine, i chiodi nelle mani e nei piedi, il costato forato, e l'hai fatto per salvarmi? Oh Gesù, grazie. E il mio cuore si allargava a questo amore. Il cielo poi, quando mi dicevano, ascoltavo le predicazioni, cantavamo i cantici, Gesù ci sta preparando un luogo meraviglioso e un giorno tornerà, lo incontreremo, andremo a godere con Lui. Ma quanta gioia dava al mio cuore sentire tutto questo. Come spesso ho detto nelle testimonianze, se avevo le ali potevo volare dalla gioia che provavo, eppure ero una ragazza, ma il mio cuore era aperto. Un'altra parentesi. Il fratello più anziano della nostra comunità, il fratello Carmine, accompagnato ogni volta in chiesa dal mio papà, si sedeva in seconda fila, io alla fila parallela alla sua, e mi chiamava sorellina Rosa, perché così ci chiamavano le ragazze, insomma. Sorellina Rosa, vieni. E io andavo e dicevo: fratello Carmine, cosa vuoi? Dice: abbottonami il bottone qui perché sono davanti alla presenza del Signore. E poi mi diceva: ma sorellina Rosa, ma perché non vi battezzate? Voi amate Gesù, tu, Rina, Nina, che eravamo le tre amiche inseparabili. Io all'epoca avevo 14 anni, l'altra 12 e l'altra 13. E io dicevo: fratello Carmine, ma noi vogliamo battezzarci, però ci dicono che siamo piccole. E questo ce lo ripeteva spesse volte. Un giorno io dissi alle mie amiche: ma che cosa ne pensate se noi preghiamo per ricevere il battesimo nello Spirito Santo? Penso che a quel punto non ce lo potranno impedire. Forse mi avevano fatto riflettere, che ne so io, le parole di Pietro nella casa di Cornelio, che ne so. So che ho detto così, loro hanno detto sì. E abbiamo preso l'impegno di pregare ogni giorno, ogni pomeriggio, senza staccare, neanche quando poteva capitarci di avere magari una discussione tra di noi. Dicevo io: chiediamo perdono al Signore, ma dobbiamo continuare a pregare. E lo facevamo con perseveranza, nella stanza di sopra, perché la mia cugina aveva una casa al primo piano. E alcuni fedeli della Chiesa
sapendo di questo nostro impegno, un giorno ci dissero: ma perché non partecipate anche alla preghiera che facciamo il venerdì in casa di una sorella? Noi preghiamo per ricevere il battesimo nello Spirito Santo. E io dissi sì, noi continueremo in quella preghiera e verremo anche il venerdì. Avevamo fatto una richiesta al Signore, come bambini, nella semplicità: Signore, tutte e tre insieme. È una di quelle sere, mentre pregavamo, la benedizione del Signore scese in una maniera abbondante. Io cominciai a parlare in altre lingue, e poi anche l'altra, e poi anche l'altra. Insomma, rimanemmo sotto la benedizione del Signore quella sera in un modo speciale per 3 ore. Ovviamente poi fecero passaparola al nostro pastore, e quando terminò la preghiera c'era il pastore, il consiglio di chiesa che confermavano e si rallegravano insieme a noi. Il 16 dicembre, battezzati nello Spirito Santo. Il 1 gennaio scendevamo nelle acque battesimali, ed è stata la scelta più bella che ho fatto nella mia vita, perché a parte il fatto che il giorno che mi sono battezzata provavo una gioia indescrivibile, ed è stato meraviglioso per me aver accettato Gesù come mio personale Salvatore già prima, ma averlo dichiarato alla comunità, ad esserci rallegrati insieme con tutta la comunità. E in quei periodi, quando si facevano i battesimi, si invitavano anche alle chiese circostanti. Vabbè, lo facciamo anche adesso, E quindi ci siamo rallegrati insieme. Ho cominciato veramente il mio cammino col Signore, però una cosa mi turbava sempre. Questo lo devo dire, Corrado, mi spiace se mi allungo, ma lo devo dire, fa parte della mia storia, insomma. Vedendo la mia nonna anziana, dicevo: Signore, prima o poi la porterai con te, ma io ho bisogno di lei. Trovavo in lei un punto di riferimento dopo il Signore. Mi faceva sentire amata, il suo modo era: guai a chi la tocca, e io mi sentivo protetta, amata dalla nonna. E dicevo: Signore, non me la portare via se prima non mi dai un marito, ti prego, ho bisogno di qualcuno che su questa terra mi stia vicino anche fisicamente. E nel 72, quando Samuele era già qui, venne in vacanza, perché portava il suo papà a visitare le chiese. Suo papà anziano approfittava a visitare alcune chiese. Venne a Trigiano, il mio paese dove sono nata e dove dimoravo, volendo salutare mio zio Davide, perché dice che si erano conosciuti tempo addietro, quando lui lavorava a Trigiano. Lui lavorava, io giocavo ancora. Però quindi non mi ricordavo proprio niente di lui. Ci siamo incontrati però quella sera che è arrivato alla preghiera dal fratello Carmine, poi in chiesa, poi è venuto a salutare mio zio a casa. Dopo questi 3 incontri va a fare la richiesta di matrimonio alla mia nonna per me, alla mia nonna, così si usava una volta, insomma. Quando la nonna mi ha detto di questa ambasciata, io ho detto alla nonna: no, ho 20 anni, lui io non lo conosco, poi abita lontano, no, non sono pronta. E nonna era una donna saggia, mi disse: Rosa, prega il Signore, perché il cuore mi dice che non vivrò a lungo. Io già ero triste quando nonna stava bene, quando mi disse quelle parole. Insomma, cominciai a piangere, dissi: va bene nonna, pregherò il Signore, però perché sapevo che questo era un passo importante, però nello stesso tempo ricordando quello che avevo chiesto al Signore, cioè magari è proprio Lui, Signore, però tu devi darmi sicurezza nel cuore. E ho pregato da agosto, che è arrivato, fino ai primi di novembre, che poi il Signore ha dato conferma al mio cuore e gli ho mandato la risposta di sì. Ci siamo fidanzati, nonna ha cominciato a stare male, gli hanno diagnosticato un cancro, il 1 gennaio andava col Signore. E io ho ringraziato il Signore perché
come anche gli avevo chiesto, Signore, il giorno che te la porti via, fai che lui ci sia, perché ho bisogno di braccia che mi stringono, anche così in maniera... E il Signore l'ha fatto, non lo so, io ho sempre pregato come una bambina, che bambina mi sento ancora, anche se... però dentro di me sono così, E il Signore l'ha fatto. Dopo 6 mesi ci siamo sposati, dopo 15 giorni dal matrimonio siamo venuti qua. E insomma, qua Rosa si è trovata di fronte a una realtà alla quale io mi sono sentita piccina, un ambiente completamente nuovo, un marito da conoscere. Sono rimasta subito in attesa di un bambino. Veramente mi sono sentita come se avessi un peso più grande di quello che io portavo. Io benedico il Signore, lo ringrazio perché Samuele, pur lavorando a Varese, pensò bene, perché frequentava questa comunità, di trovare la casa ad Arona. E ho trovato una famiglia di credenti meravigliosa che mi hanno subito amata. Ho trovato sorelle che mi sono state accanto in un modo particolare e una che mi ha fatto da mamma, portandomi per mano. Quando è stato buono il Signore con me, non ha forzato niente dentro di me, ma dentro di me c'era solo questo desiderio, questa invocazione. Signore, tu hai permesso che io venissi qua, fossi mamma, fossi madre, fossi moglie, ma io e te dobbiamo fare la differenza. Io voglio crescere, Signore, io voglio maturare. E il Signore ha ascoltato, ha esaudito il pianto e il desiderio del mio cuore. Ci ha dato 3 figli meravigliosi che stanno servendo il Signore insieme alle loro mogli, 10 stupendi nipoti, che la nostra preghiera ardente è, Signore, che ognuno di loro ti accetti come personale salvatore per essere un figlio, una figlia, un servo, una serva tua, perché non c'è ricchezza più grande, ricordiamocelo, non c'è gioia più grande che poter dire quando a me e la casa mia serviamo il Signore. E se Rosa è quella che è, se la mia famiglia è quella che è, devo tutto a colui che mi ha tanto amata. Ora voglio dire a chi ancora non ha deciso di dare il cuore al Signore, oggi è il giorno della grazia. Dio è un Padre meraviglioso. Nessuno avrebbe dato il proprio figlio a sacrificarsi per persone che non lo meritavano. Dio Padre l'ha fatto. E Gesù si è offerto, si è sacrificato, ha pagato il prezzo per diventare il Salvatore e l'amico del tuo cuore. E poi la bellezza dello Spirito Santo che abita dentro di noi e che ci guida secondo la sua parola che è la verità, è la vita, è la famiglia dei credenti, che è meraviglioso. Non siamo perfetti, ma siamo il popolo del Signore riscattati col sangue di Gesù, e questo è meraviglioso. E a voi ragazzi che siete nati nelle famiglie di credenti, non sbuffate, ma sentitevi privilegiati, perché in un mondo dove non c'è verità, dove tutto è confuso, dove c'è inganno, voi avete la possibilità di avere gli insegnamenti della parola di Dio in casa, in chiesa. La preghiera dei genitori, della chiesa è un rifugio, è una protezione. E gli uni che ancora non hanno deciso, e i nostri ragazzi adolescenti, tutto quello che dovete fare è aprire il vostro cuore, come ha fatto la sorella Rosa. Avevo solo 14 anni quando mi sono battezzata, ma già Gesù aveva fatto qualcosa di glorioso dentro di me. Quindi invocatelo con tutto il vostro cuore e Lui si farà trovare. Ed è la scelta più importante. E ho fatto mie le parole del Salmo 73,
al verso 28 che dice: ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Dio ci benedica. Amen. Alleluia. Questo è il nostro Dio che ci salva e ci accompagna e si prende cura di noi. Alleluia. Invito a venire avanti adesso Luigi e Alina. Venite insieme così vi fate forza, così vi mettete d'accordo tra di voi su chi parla prima, vi vediamo litigare qui davanti. Fate voi. Pace a tutti. Ringrazio il Signore che mi trovo nella sua casa e che mi ha dato la salvezza. Io mi chiamo Alina, per chi non mi conosce, e sono nata in Moldavia. Ho 19 anni da quando sono entrata nella nostra chiesa. E voglio ringraziarvi a voi e al Signore che mi ha sempre benedetto. E mi ricordo tanti anni fa, quando sono entrata non c'era ancora il pastore Corrado, ho testimoniato e ho detto: Signore grazie, ho dovuto fare 2000 chilometri per venire qui, per sentire ancora di più il tuo amore. Però il mio cammino con Gesù è iniziato molto prima e, come ha detto la sorella Rosa, voglio dire anch'io, per i ragazzi che io quando ho conosciuto il Signore avevo 10 anni, 10-11 anni, facevo le medie come voi. Però era molto diverso, perché quando non era come ora, per essere un cristiano siamo anche orgogliosi perché abbiamo questo privilegio e venire nella casa sua e lodare il suo nome. Quando ho conosciuto io Dio, governava il nostro paese il Partito Comunismo. Non era la libertà che abbiamo adesso, ma era molto più difficile. Però voglio dirvi che quello che mi ha parlato di Gesù è stata la mia nonna, perché io ero nata nella mia famiglia con i miei genitori che accettavano il Signore, credevano in Dio che esiste, ma non frequentavano la chiesa. E allora un giorno le nostre case, la casa dei miei genitori con la casa di mia nonna, ci divideva solo un fosso molto profondo, che avevamo il ponte, che attraversavamo questo ponte tutti i giorni. Era la nostra nonna, diciamo, preferita, che ognuno di noi abbiamo le nostre nonne preferite, e eravamo a casa sua sempre. Allora i miei nonni erano cristiani, frequentavano la chiesa, e mia nonna mi ha raccontato il sacrificio di Gesù, come Signore Gesù Cristo è venuto sulla terra a morire per noi, la sua corona di spine e i chiodi che ha sofferto e la croce. E il sacrificio di Gesù mi ha toccato molto. E ho detto: il Signore è morto per me. Ha dato la sua vita per me, per donarmi la salvezza, per darmi la vita eterna. Io subito ho accettato Gesù e ho chiesto se potevo andare in chiesa con loro. Loro certo erano felici di sentire di andare in chiesa, e così ho cominciato ad andare io con loro. Dopo è arrivato anche mio fratello, perché siamo stati in quattro fratelli,
è il mio fratello più piccolo che io potevo condividere con lui di più, perché i miei fratelli, mia sorella e mio fratello erano più grandi. E sono riuscita a parlare anche a lui e andavamo in chiesa. E, a volte capitava di andare anche in chiesa a piedi, perché anche da soli, avevamo questo desiderio di sentire la parola di Dio. E come dicevo prima, che a scuola tanti dei nostri professori non sapevano che io ero cristiana, perché c'era questa diciamo anche paura che, di farlo conoscere ai professori. Ma una volta è successo che la festa di Pasqua, la nostra chiesa, il nostro coro è stato invitato a questa festa di cantare dei cantici. E allora c'ero presente anch'io a cantare, e la nostra coordinatrice mi ha vista lì. Il giorno dopo, quando mi sono presentata a scuola, mi ha chiamata e mi ha chiesto se io frequentavo la chiesa. Io ho detto di sì. E allora lei era una, posso dire, una comunista con suo marito, anche a lui insegnava, e facevano di tutto per farmi cambiare l'idea. Mi diceva che la fede è solo per i vecchi, non per i giovani. Te sei giovane, tu devi vivere la tua vita. E vedi che in chiesa, diciamo prima, la maggior parte erano anziani. E allora facevano di più per farmi cambiare l'idea. Io ero molto sicura in quello che avevo dentro, e a volte succedeva che lei, ancora di più, per farmi stare male, diciamo, per umiliarmi. Non so perché i cristiani sono stati sempre visti, diciamo, anche prima, un po', non facevamo niente di male, però pure non eravamo visti tanto bene. E una volta mi ha detto di andare nella classe dove insegnava lei, non era la mia classe. E io mi sono presentata, avevo anche delle mie amiche che conoscevano, intanto hanno conosciuto il Signore, ma loro per la paura non sono presentati davanti in questa classe, che erano molto più grandi di noi. E lei, pensando che facendo così, comportandosi così, io per la paura cambiavo l'idea, per umiliarmi. E io mi sono presentata da sola e ha cominciato a dirmi che sempre che la regione è solo per i vecchi, che tu puoi prendere tante malattie perché i cristiani si radunano, baciano un sasso, mi ricordo che mi diceva così, e prendono tante malattie. Mi metteva tante paure, ma io sono stata sempre fedele, ho sempre cercato di andare avanti con il nostro Dio. Sono stati tanti cose che se succedeva, perché noi i ragazzi avevamo, si chiamava, non so come in Italia, però penso che anche in Italia, pioniero. Io sono stata nel tempo del comunismo, perché eravamo obbligati di mettere una cravatta, un fazzoletto rosso, che tu eri un pioniero di comunismi. E la mia paura più avanti, perché dopo, fino a 14 anni mi sembra, fino a 13-14 anni dovevi essere obbligato pioniero. E dopo diventavi consomolista, cioè diventavi un po' più grandi, però sempre fedele al comunismo. E la mia paura, perché io, essendo cristiana, la mia paura era sempre quella di non diventare, perché era una scelta che tu dovevi fare un giuramento proprio perché tu diventi comunista. E niente,
prima di avere l'età di fare questo passo è caduto il comunismo. E il Signore mi ha protetto anche di questo. E allora, ancora di più cercavano di abbassarmi anche i voti nella scuola, sicuramente non lo facevano tutti, ma questo non lo dico per accusare qualcuno, lo dico per fare capire che prima era molto più difficile di adesso. Adesso abbiamo la libertà e grazie a Dio, non so per quanto tempo il Signore ce lo concederà ancora, ma abbiamo la libertà di lodare Dio, di venire con la Bibbia in mano e che nessuno non ci dice niente. Grazie Signore, che Signore ci aiuti e ci guidi e ci dà la forza a ognuno di noi, a ognuno di voi, di accettare Gesù da piccoli, perché sono sempre grata al Signore della vita che ho fatto, sono stata sempre nelle sue vie. Voglio dire che anche se guardiamo indietro, se guardo indietro, le benedizioni che abbiamo avuto sono tantissime, ma il Signore ci fa a volte passare anche nelle prove. E tutti abbiamo le prove, però noi sappiamo bene che anche tutto quello che abbiamo è come un dono dal Signore. E questi doni che noi li abbiamo oggi, sappiamo bene che non saranno per sempre. E finché li abbiamo, dobbiamo custodirli bene e apprezzarli. Avevo un passo, avevo preparato nella mia mente molto di più, però. Avevo preparato un passo della parola che mi viene sempre in mente, e nelle parole più difficili che ho avuto nella mia vita, quando mi chiedevo anch'io, come magari qualcuno se lo chiede, perché Signore? Perché Signore è successo così? Perché hai tolto? Perché non ho più le forze magari? Come farò andare avanti? Il Signore mi ha parlato proprio con la sua parola, e che si trova in Abacuc, capitolo 3, versetto 17. Infatti, il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, e i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovigli, e non ci sarà più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Amen. E mi viene spesso in mente quando ci sono dei momenti, perché a volte nella persona che noi abbiamo avuto magari più fiducia, ci siamo convinti, siamo rimasti male e abbiamo detto, ma era proprio la persona che potevo fidarmi di più. Neanche quello. Fratelli, sorelle, amici, la persona che possiamo fidarci di più è il Signore, il Gesù Cristo. Se noi veniamo con le nostre difficoltà, con i nostri problemi davanti a Lui, Lui ci ascolta le nostre preghiere e ci aiuta. Stamattina abbiamo avuto, se lo posso dire, abbiamo avuto la lezione della scuola domenicale, le liberazioni del Petro, una liberazione dal carcere, una liberazione miracolosa. E quando il Signore l'ha liberato dal carcere,
lui è uscito fuori, non sapeva neanche lui come è successo. Quello che mi chiedo anch'io adesso, ma come ho fatto? Come ho fatto a resistere? Magari ognuno di noi si chiede, come ho fatto a resistere? Come ho fatto a superare l'ostacolo? È il Signore che lo fa, lo Spirito Santo che ci dà la forza e la guida di reagire e di andare avanti. Amen. Dio ci benedica, Dio benedica. Amen. Ha detto tutto lei, io. No, io ho detto amen. Allora, pace fratelli e sorelle. Allora, io mi chiamo Luigi, vengo da una famiglia di cattolici e ho sempre fatto la mia vita normale, non mi è mai mancato niente, dico la verità, ho sempre avuto più di quello che meritavo forse. Cosa dire? Ho cominciato a lavorare presto, 14 anni, perché allora sì, facevo il meccanico di auto, poi andando avanti facevo la mia vita, andavo in chiesa cattolica, ma però non è che praticavo molto. Però sono sempre stato una persona fedele, si può dire, non ho mai avuto sgravi con la giustizia, non ho mai fatto uso di niente, proprio tutto per bene. Un po' più avanti ho trovato un lavoro che mi portava in giro per il mondo, e ho fatto quasi tutta la mia vita in giro per il mondo. Voglio dire due cose veloci perché mi capitava spesso di lavorare in giro per il mondo, in Asia, dappertutto, e veniva con me anche qualche ragazzo. Le tentazioni che c'erano in giro per il mondo, si sa, sono tantissime, però io non lo so, probabilmente Dio già per me aveva un occhio di riguardo, si può dire, perché a differenza che io andavo a lavorare alla sera, quando rientravo andavo in un hotel, stavo lì, i miei amici andavano fuori di qua a divertirsi e di sbaghi ce n'è tanti in giro per il mondo. Però per me io non avevo intenzione, cioè non sentivo che non dovevo farlo e non ho mai fatto niente di male. Comunque, a differenza di questo, vengo a casa, sto a casa la settimana, 2, ho sempre avuto tante belle cose perché lavoravo, guadagnavo bene, cambiavo le moto, cambiavo le macchine, la mia vita era quella, la mia passione era quella, motori, macchine, vabbè. Avevo un'amica, una conoscenza e qui adesso io allora quando venivo a casa prendevo la mia moto, andavo giù a Pombia, un paesino vicino al mio, e andavo lì, mi sedevo fuori, mangiavo il mio gelato, passavo, mi svagavo con la mia moto. E qui passava questa mia amica con un'altra ragazza, la mia moglie. E dicevo, questa ragazza si chiamava Manuela, lei lavorava da questa ragazza che curava sua mamma. E passava di lì. A un certo punto dicevo, Manuela, vieni qui che ti offro da bere qualcosa, un gelato, una coca, qualcosa, no? Fammi conoscere la tua ragazza. E lei mi fa, no, non veniamo al bar noi. Non c'è mica niente di male, non ti ho detto di entrare, stiamo fuori una volta, 2, 3, finché si sono sedute. E gli dice, ma non mi presenti la tua ragazza? Ma non è per te questa ragazza, mi fa. Va bene, ma mica la mangio, voglio solo conoscerla. Mi fa, allora vi fa Alina, Luigi, mi siamo presentati. Quando lei mi ha guardato, ho visto negli occhi suoi, non so, mi ha colpito quegli occhi sereni, belli. Ho detto, caspita, ma cosa ha di tanto speciale a questa ragazza? Vabbè, io ho detto, siamo presentati, abbiamo bevuto, è presentata. Io ho detto, Manuela, quando passi, se mi vedi, io andavo sempre lì, l'orario che le uscivo. Perché ho detto, allora cosa ha fatto questa sua capa? Cambiava strada.
ha cambiato strada perché questa ragazza era un po', come si dice, quando tenti su una persona, su di me. Allora lei si è ingelosita, che io volevo conoscere, vabbè, comunque. Finché un giorno, a sera, quando uscivano a fare il giro dopo cena, a prendere il giro dell'aria, si dice, no? Io ero lì con un mio amico e gli faccio, Manuela si chiama sta ragazza, sedetevi, no? C'era anche questo ragazzo che conosceva questa donna sua. Vabbè, ci siamo messi a parlare ed era la notte la sera del San Lorenzo. Gli ho detto, senti, ma perché non andiamo a vedere le stelle? E lei mi fa, no, Allora gli ho convinto questo mio amico perché ci tentava questa ragazza. Ho detto, parla tu con questa ragazza, perché questa donna, che è la sua capa, dove va lei, viene anche lei. Siamo andati a vedere queste stelle lì in mezzo. Lei là, io qua. E faccio, ma se vieni più vicino, le guardiamo insieme. No, fa lei. No, vabbè. Morta lì, abbiamo visto queste stelle, ho detto, va bene, andiamo. Tanto ho detto, qua non ci scappa neanche un bacetto. Vabbè, è la verità, non è che te volevo mangiare, Va bene, andiamo, basta, finita lì. Tutto sto arrivando al dunque Allora, io avevo la moto, lei gli piaceva la moto. E gli ho detto, ascolta, se hai le 2 ore di libertà, quando sono a casa, andiamo a fare... E così facevamo. Andavamo a fare un giro, andavamo a vedere... Sì, ma proprio come amici, solo amici, ma non c'è stato proprio... Ho preso la macchina, cioè avevo anche la macchina, ho detto, ma tu vai in chiesa, io vado in chiesa, ho detto, ti porto io con la macchina, almeno non vai col treno, non so, adesso non mi ricordo. Andavo, la portavo, la lasciavo qui, andavo. Finiva, all'orario che mi diceva, prendevo, ho fatto così per un po' e ho detto, ma insomma, se io vado dentro in chiesa non mi mangeranno mica, posso andare anch'io a vedere, a curiosare. Come quando sono entrato, la prima impressione che mi ha fatto sono state, devo dire la verità, i fratelli e le sorelle, ma che mi hanno salutato, mi hanno accettato come proprio fratelli e sorelle, ho detto, ma cavolo, qui è diverso. E allora ho cominciato a venire, a frequentare, e ogni volta che venivo, che uscivo, dicevo, ma che bei insegnamenti. Queste cose io non le sapevo, e ogni volta imparavo, fin quando che ho detto, Signore, ma se tu vuoi mi hai fatto in modo che entro qui, devo stare vicino a te, voglio conoscerti di più. E così è stato. Ho detto, Signore, fammi avere la tua vicinanza. E ogni sera parlavo con lei col telefono, così, dicevo, ma qui è bello, se sto bene, sento un'accoglienza tremenda, bella. Finché ho accettato il Signore, ho detto, Signore, se tu vuoi che vengo qui vuol dire che c'è qualcosa, che tu hai qualcosa per me. Grazie Gesù. E così ho fatto, ho accettato il Signore nella mia vita, e da quando l'ho accettato tutto è cambiato. Tutto è cambiato, ho conosciuto persone nuove, ero più gentile con tutti, non lo so, io do il cuore a tutti. Se mi chiedono una cosa io gliela do, non sto lì a pensarci 2 volte. Invito sempre anche i suoi parenti, così sono delle persone squisite proprio, perché è diverso quando hai conosciuto il Signore. A differenza dei miei, per l'amore di Dio, non voglio dire niente di me, ma anche mia madre è molto dura e io sto male perché dice, ma ancora andate in chiesa, cosa fate, ma quanto dura, ma quando arrivi, gli faccio, ma se andiamo in chiesa,
mica stai lì a guardare l'ora, stai mica a guardare... vai lì, devi ascoltare, devi imparare. Sì, però siete sempre in chiesa. Vabbè, comunque ha una sua testa. La sorella Leda lo può confermare perché va a fargli i capelli a mia madre, quindi ti avrà fatto una testa così. Sì, è brava, quando ci sei tu. Vabbè, comunque dopo un po' abbiamo deciso, è stata lei a dire, oh, ma ci sposiamo o no? Io no. Io stavo bene così. Premetto che in 4 anni di fidanzamento, non ci siamo neanche fidanzati forse. Uscivamo, ma lei là, sempre, io qua e lei là. E faccio, ma un bacetto. Una volta ho tentato, se non ho preso un ceffone, stava strano. Comunque, vabbè, è andata così. Ci siamo conosciuti bene, abbiamo deciso di sposarci ed è tutto una meraviglia. È stato tutto bello per me e ancora adesso ogni volta, ogni giorno lo ringrazio, al mattino mi sveglio, lo ringrazio perché la mia vita è cambiata, in meglio. Permetto che io non avevo mai fatto uso di niente, ho sempre avuto tanti soldi per le mani, ho preso macchina, però quello che mi ha dato il Signore adesso non ha paragone con quello che ho avuto prima. Quindi lo ringrazio sempre, mattina, prima di andare a dormire, la mattina, perché sento proprio la sua gioia, sento una gioia nel cuore, proprio perché non ce n'è. Bisogna conoscerlo veramente e poi si cambia veramente. Amen. Gloria a te. Pace a tutti. Gloria a Dio. Capito, ragazzi? Uno di qua e l'altro di là. Signore cambia le vite. Alleluia. Storie diverse che incontrano tutte la stessa persona che è capace di prendere le anime nostre. Questo è il Gesù che noi conosciamo e che invitiamo tutti a conoscere. Lui sa cosa deve fare. A noi sta di aprire il nostro cuore e Lui farà il resto. Alleluia. Prima di meditare la parola del Signore, vogliamo raccogliere la nostra offerta. È qualcosa che facciamo come credenti della Chiesa, perché tutto quello che facciamo si sostiene con offerte volontarie, ma chi è nuovo non si sente obbligato. Noi offriamo al Signore, offriamo con gioia perché il Signore ci dà tutto quello che è necessario. Canteremo il cantico 533 che accompagna la raccolta, ma prima preghiamo. Fratello Aldo, preghi tu. Amen. Amen. Gloria a Dio. Un peccatore, ma andai a
cercar mercé al mio Signore. Egli m'ha salvato ed il suo amor è la mia vittoria ognor. C'è un nome nuovo, ora scritto in gloria, è il mio, sì è il mio. Tutti gli angeli in cielo cantano la storia della mia redenzione. C'è un nome nuovo, ora scritto in gloria, è il mio, sì è il mio. Gesù ha cancellato tutto il mio peccato ed ora mi aspetta in cielo, senza alcuna speme di perdono, accostai al divin Salvatore. Il mio nome è scritto, vidi allora, su nel cielo qual gioia al cuor. C'è un nome nuovo, ora scritto in gloria, è il mio, sì è il mio. Tutti gli angeli in cielo cantano la storia della mia redenzione. C'è un nome nuovo, ora scritto in gloria, è il mio, sì è il mio. Gesù ha cancellato tutto il mio peccato ed ora m'aspetta in cielo. Salvato per grazia è scritto in ora nel libro della vita di lassù. Ora son redento, oh quale onor, appartengo a Gesù. C'è un nome nuovo, ora scritto in gloria, è il mio, sì è il mio. Tutti gli angeli in cielo cantano la storia della mia redenzione. C'è un nome nuovo, ora scritto in gloria, è il mio, sì è il mio. Gesù ha cancellato tutto il mio peccato ed ora m'aspetta in cielo. Gloria al nome del Signore. Questa mattina leggiamo, potremmo anche non leggere, un solo verso nella scrittura. Giovanni 3,16. Per chi è nuovo tra noi, diciamo che l'espressione potremmo anche non leggerlo è perché questo verso rappresenta il sunto in pochissime parole di tutto il messaggio raccontato dalla Genesi e l'Apocalisse, il cuore del messaggio del Vangelo. È Gesù che parla a un uomo anziano, un uomo dotto, un uomo sapiente, un uomo che spiegava le scritture, ma evidentemente non le conosceva come Dio vuole che l'uomo le conosca. E dice così il Signore. Giovanni 3,16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, non muoia, ma abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Signore, attraverso questa parola, porta vita nel nostro cuore. Parla, salva, rialza, accendi un fuoco nel cuore, Signore, parlandoci di quello che Tu sei, del Tuo amore, Signore. Signore, riempimi dello Spirito Santo, perché questo verso, questa parola, questo messaggio è sopra ognuno di noi e non sono sufficiente a parlarne. Se Tu non mi aiuti, Signore, aiutami, Signore, te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen.
Potete accomodarvi. Noi credenti questo verso lo conosciamo a memoria. Vi dico anche un segreto, ma voi non lo dite a nessuno, anche tutti quelli della diretta che stanno ascoltando, non lo dite a nessuno. I credenti amano così tanto questo verso che se voi andate in una chiesa, in un istituto, in un campeggio e volete la password del wifi, ad Arona no, ma probabilmente la password sarà Giovanni 316. Provateci, poi mi dite. Se avete bisogno di internet in qualche luogo evangelico, provateci. Amiamo questo verso così tanto che diventa la nostra password. Lo scriviamo nei segnalibri. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Letteralmente, talmente Dio amò il mondo che ha dato l'unico che aveva per noi. Questo verso parla dell'amore di Dio. È un amore grande. Giovanni, lo scrittore del Vangelo, ha scritto anche 3 lettere che sono nel Nuovo Testamento. In una di queste lui dice: Dio è amore. Dio è amore. È questo. Possiamo anche rovesciare. Amore è Dio. Lui è amore, Dio è amore, è un Dio d'amore, Lui è l'amore perfetto. Dio ama, Dio ha amato tanto l'umanità, ha amato tanto ognuno di noi. Usiamo sempre fare questo esercizio su questo verso. Togli mondo da questa frase e metti il tuo nome e funzionerà perfettamente. Dio ha tanto amato te e me. Metti il tuo nome e funziona. Da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. L'amore di Dio, come leggete in questa copertina, è il principio di tutto. Non so se avete notato però che questo verso è un verso che attraversa il tempo. Parla del passato, parla del presente e parla del futuro. Dio ha tanto amato nel passato, prima ancora, e noi lo conoscessimo, prima che noi lo conoscessimo e che neanche fossimo stati creati, prima di ogni cosa, nel passato Dio ha amato. E nel presente, chiunque oggi crede in Lui e nel futuro gli darà vita eterna. Questo verso parla della dimensione dell'amore di Dio. È un amore che supera il tempo, è un amore eterno, è un amore che era prima di noi, lo abbiamo incontrato e ci garantisce che il nostro futuro sarà con colui che ci ha amato. La grandezza, la meraviglia dell'amore di Dio. Questo è il messaggio, semplice, ma l'unico messaggio che dobbiamo ascoltare ed è il messaggio che ogni uomo, ogni donna vuole sentire nella sua vita. La nostra esistenza è caratterizzata dalla ricerca di questo messaggio. Ognuno di noi cerca l'amore, cerca di essere amato, cerca chi lo amerà. E facciamo di tutto per essere amati, facciamo di tutto per cercare chi ci ama. È lo scopo della vita di ogni uomo e di ogni donna. Le nostre scelte alla fine, in definitiva, tornano lì, cercano quello, hanno quell'unico obiettivo. Noi cerchiamo l'amore, cerchiamo colui che ci ama, cerchiamo una persona che ci ami. La stessa nostra vita, le scelte nostre professionali, di scuola, il nostro modo di vestirci, parlo anche ai ragazzi e agli adolescenti, è fatto in modo che gli altri ci guardino e ci amino, ci stimino, ci apprezzino. Noi cerchiamo l'amore. Anche gli adolescenti, che io sono un esperto di adolescenti, perché ci lavoro tutti i giorni. Ne ho un paio, proprio che me li sono portati a casa per studiarli a casa, fare le mie ricerche, e quindi sono esperto.
tanto che addirittura gli adolescenti si messaggiano, che voi li vedete silenziosi, ma comunicano. Sono come i delfini, hanno con i radar, no? Hanno i loro suoni che non si sentono, ma tra di loro si captano e si messaggiano per sapere come uno si veste prima di andare a scuola, così l'altro si può vestire uguale e si trovano, anzi, matchano. E il Sergio Nazionale farà un reel su quello, che diventerò famoso. Chi ha orecchi per udire oda. Perché così in qualche modo c'è un segno di stima e noi ci sentiamo apprezzati. Che cos'è questo? Il desiderio di essere amati, in definitiva. Beh, anche Dio ti ama e mi ama e ci ha sempre amati. E se qualcuno di noi può anche arrivare o è arrivato nel suo passato a dire che non è amato da nessuno, non è stimato da nessuno, apra questo Vangelo, vada al capitolo 3, arrivi al versetto 16 e legga che ha pensato una cosa non vera. Dio ci ama, ci ha sempre amati. Il principio della nostra vita è Dio che ama me e ama te. Ti ama il Signore, ti ama come non immagini. L'amore di Dio era nel passato, era nel tuo passato. Quando neanche tu c'eri, Dio ti amava. Tutto è partito dall'amore del Signore. Lui ha scelto di amarci. Quando noi non lo conoscevamo, Lui ha deciso di fare tutto per amore. Lui ha deciso di mandare il suo figliuolo per noi. Lui, quando noi non lo conoscevamo, non comprendevamo nulla, quando non sapevamo nulla, eravamo nella sua mente in un pensiero d'amore. Lui ci amava. Non ci vedeva come ostacoli, come ribelli, come nemici, ma come persone che amava e per il suo amore voleva salvare. Nella storia biblica noi leggiamo di questo amore ovunque. I versi biblici sono pregni, zuppi dell'amore di Dio. E ogni versetto che possiamo leggere parla di questo amore. Dall'Eden all'Apocalisse si parla dell'amore di Dio. L'Eden, il paradiso terrestre. Ragazzi, ve l'avete sentito? Ne avete mai sentito parlare? Perché in un mondo così meraviglioso, l'universo così straordinario, Dio poi fa un giardino particolare per l'uomo, perché lo amava. Lo amava. E dopo aver fatto il meglio per lui, gli ha fatto pure un regalo aggiuntivo, perché lo amava. E non l'ha mai abbandonato. La Bibbia è un libro pieno di promesse. Perché Dio, che è sufficiente a se stesso, che non ha bisogno di noi, non gli possiamo fare favori, non gli possiamo aggiungere nulla, non gli diamo nulla che lui già non abbia, non gli possiamo dire niente che lui non sappia. Perché deve fare delle promesse a me e a te? Perché ci ama. Ci ama. Le promesse sono cose buone che uno si impegna a portare a te, perché ti ama. La Bibbia è un libro pieno di promesse, perché Dio è un Dio che ci ama. E ci ama così tanto che vuole farci del bene in ogni aspetto. Poi il Signore ci osserva, il suo sguardo è sempre su di noi. E ha visto che a un certo punto quest'umanità che lui ha sempre amato non sapeva dove andare, né a destra né a sinistra, provava in ogni modo, ma alla fine i tentativi erano vani. E allora ha donato una legge: fai così e tu vedrai che ti troverai bene. Oh, noi non ubbidiamo perché siamo orgogliosi, ribelli nel cuore. Ma la legge che il Signore ci ha dato è perché ci ama. Quando andiamo dal medico che abbiamo qualche problema,
Il medico ci dice, fai così, una pastiglia alle 8, una alle 13, una alle 20, non sbagliare. Allora c'è chi mette la suoneria per ricordarsi, c'è chi usa le scatoline con gli orari e i giorni, perché ci hanno dato un consiglio, non ci piace, ma ci fidiamo perché è per il nostro bene. Dio ci ha dato la legge per quello, perché ci ama. Con Dio chissà perché non lo facciamo. Con uno sconosciuto che ci fidiamo che ha studiato, ci fidiamo perché ha studiato, ma non sappiamo quanto ha studiato, come ha studiato, qual è la scuola in cui ha studiato, eppure ci fidiamo. Dio che ci ha creati ci ama così tanto che ci ha dato una legge da seguire. E poi non è rimasto lontano, ha continuato a parlare, nella storia ha suscitato i profeti che portavano la sua parola. Dio ti vuole fare sapere questo, Dio ti dice questo, Dio ti vuole dire qual è il suo piano, Dio ti ama in questo modo, Dio ti vuole salvare, Dio ti vuole riprendere, Dio ti vuole rialzare. Ha mandato i profeti, perché? Perché ci ama. E quando tutto è culminato, ha mandato suo figlio. Quando abbiamo visto che non potevamo in nessun modo salvarci, Lui ha dato suo figlio per noi. E Gesù spiega. Forse qualcuno dice, ma perché parlate sempre di questa croce, di questo Gesù che è morto per noi? Gesù lo spiega e dice, lo spiega Lui in Giovanni, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Perché Gesù sulla croce? Perché Dio ci ha amato. E nessuno ha amore più grande di dare la sua vita per i suoi amici. Siamo amici di Dio. Ci ama e ha dato la sua vita. Questo tutto nel passato. E nel presente? Dio ci ama nel presente. L'amore di Dio per noi oggi. Egli è colui che dice oggi. Oggi, il tempo di Dio è sempre l'oggi. Oggi, in questo istante, in questo preciso momento, Dio ti ama e mi ama così tanto che non ha smesso di invitarci. Oggi, se tu odi la voce del Signore, non indurire il tuo cuore, perché Dio ti sta invitando ad andare a Lui. Oggi, Dio ci ama così tanto che le parole di Gesù valgono per noi in questo momento. Venite a me, voi tutti che siete aggravati e oppressi, e io vi darò riposo. Perché lo fa? Perché non è tenuto? Ci ama. Vieni a me. Io continuo ad amarti. Ho aperto la porta delle mie stanze attraverso la croce su cui è salito mio figlio, perché oggi ti amo. Oggi ti invito, oggi ti chiedo di venire a me con un cuore non duro, ma con un cuore disponibile, perché se sei aggravato, se sei scoraggiato, se sei perduto, se sei confuso, se non sai cosa fare, se ti senti solo, se ti senti malato, io ti prenderò e non ti caccerò. Io mi prenderò cura di te e tu avrai riposo. Tu avrai un consigliere che ti ama. L'amore di Dio è per noi oggi. Non è finito. Il Signore non dirà mai, io quello che dovevo fare l'ho fatto. Lo vuoi accettare? Bene, torna 2000 anni fa, vai a leggere quella storia, accettala. Vedi tu cosa devi fare. No, Dio ci ama ancora oggi. Nel tempo presente, in questo giorno, il Dio di amore ti dice, ti amo. Vieni. Saresti un folle ad andare a colui a cui non interessa niente di te, o un tuo nemico. Ma vieni a me, io ti amo. Ti amo di un amore grande, che tu non immagini la dimensione alla forma di una croce. Lì comprenderai che non puoi comprendere quanto ti ho amato. Vieni,
Non sei solo, non sei orfano, non sei deluso, non sei allo sbando, perché io ti amo oggi. Vieni a me e tu avrai riposo. E nel futuro il suo amore e la sua promessa non si esaurirà. Ieri leggevamo un salmo che parla di qualcosa che è inconcepibile per l'uomo, ma è quello che Dio fa. Dio dice: se anche fosse possibile, e sorelle confermatemelo voi, se anche fosse possibile che le madri dimenticassero i figli, io non ti dimenticherò. Se anche la cosa più inconcepibile dovesse avverarsi, vale per voi, non vale per me. Il mio amore è garantito, io non ti dimenticherò. Domani vivi sicuro e il mio amore è fermo. Io ti amerò ancora, io ti amerò ancora, io non smetterò di prendermi cura di te, io non smetterò di soccorrerti. Dice il Salmo 36, la tua benevolenza, Signore, giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole, la tua giustizia si innalza come le montagne più alte e i tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. Cioè tu sei grande, Signore. Ma, oh Signore, dice il salmista, tu soccorri uomini e bestie, continui a farlo, continui ad amarci, continui a prenderci cura di noi. Il tuo amore è nel futuro, l'unica cosa certa che abbiamo. Questo è l'amore di Dio, che invita me e te a riceverlo. Così. Dio ha tanto amato me e te da dare il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma viva in questo amore meraviglioso. Allora l'invito, un solo invito c'è. Vuoi ricevere l'amore di Dio? E anche i credenti, voglio dirlo, perché abbiamo la terribile facoltà di chiudere la porta del cuore e iniziare a vivere carnalmente, che vuol dire vivere come se ci fossimo solo noi che decidiamo, e Dio è ancora lì e ti ama. Se ti apri la porta, quest'amore è come un fiume che riempie il tuo cuore e tu ti sentirai amato da colui che non ha mai smesso di amarti. Alziamoci in piedi. Consideriamo l'amore grande di Dio. Alleluia. Non ti abbandonerà, non si dimenticherà di te. Egli ha pagato il prezzo che tu ed io non potevamo pagare, perché ci ama. Dio ti ama. Caro fratello, sorella, amico anziano, che forse a volte sei preso dai timori di essere abbandonato, Dio ti ama. Caro adolescente che pensi che il mondo non comprenda quello che hai dentro e che nessuno è per te, Dio ti ama. Caro padre di famiglia, madre di famiglia che stai lottando, forse con angosce, con dolori, con tribolazioni, Dio ti ama. Una cosa il Signore ci ha fatto conoscere e quella è l'unica cosa che vogliamo conoscere. Siamo amati dall'Onnipotente. Alleluia. E quando anche le madri e i padri si dimenticassero, Dio continua ad amarci. Mentre canteremo un ultimo cantico, prima di concludere questo culto, ci diamo questo tempo per considerare che siamo amati dal Signore. Ma questo non deve essere soltanto una considerazione. La parola di Dio non arriva mai per solleticare le nostre orecchie, farci sentire un po' bene avendo ascoltato dei buoni pensieri. La parola di Dio viene per provocare,
qualcosa nel cuore che porti a una decisione. Questa mattina il compito non è ancora finito. La parola di Dio è arrivata. Il racconto di cosa può fare il Signore lo abbiamo ascoltato. Adesso però tu ed io dobbiamo accettare questo amore. Signore, voglio ricevere il tuo amore. L'amore che cambia tutto, abbiamo ascoltato. L'amore che non ti fa sentire solo neanche quando gli affetti più cari devono lasciarci. Questo amore cambia tutto, questo amore dà senso alla vita. Questo amore non è solo per questa vita, ma è eterno. Questo amore ci fa sentire forti davanti anche ai nemici del Vangelo. Questo amore è la ragione di vita. La decisione che dobbiamo prendere è di accogliere il Dio che ci invita ad avere questo amore nel nostro cuore. Canteremo questo cantico e tu nel tuo cuore ricevi l'invito del Signore. Alleluia, alleluia. Signore, grazie. Grazie per Gesù, colui che ha reso visibile il tuo amore. Alleluia, alleluia. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore. Prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro, Alleluia. Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore, morto per me, Alleluia. al posto mio, risuscitò. Ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Ai piedi della croce io starò. Grazie Signore. Contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro, Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore,
morto per me, al posto mio, risuscitò. Ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Lui è morto per me, al posto mio, risuscitò. Ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Questa mattina ci è rivolto un invito. Non disprezziamo colui che ci ha tanto amato. Sarebbe folle